Avete presente quel maxi progetto che potrebbe cambiare volto alle campagne di San Lazzaro? Ecco, quel che è emerso finora è solo la punta dell'iceberg. Un immenso iceberg di capannoni, asfalto, cemento, camion che sembra destinato a stravolgere uno degli ultimi lembi della campagna bassanese. Una volta concluso l'iter di quell'area resterà solo una gran bella cartolina. Eh sì, perché oltre al faldone di cui si parla da qualche settimana, ce n'è un altro in ballo. Se passano tutti e due gli sportelli unici che ci sono oggi sul tavolo, vuol dire che noi andiamo a compromettere un'area di circa 600.000 metri sostanzialmente quadri. Un intervento di urbanizzazione che cancellerà con un colpo di spugna un'area unica sotto tanti punti di vista. Rischia di scomparire, penso, uno degli ultimi pezzi di campagna bassanese che è rimasto fino ad oggi, insomma, ancora campagna. Non ne abbiamo bisogno, non è la cosa giusta da fare. Ma qualcosa si può ancora fare e il grido d'allarme di residenti, cittadini e associazioni è raccolto dalle opposizioni bassanesi. Ecco che cosa chiedono. Noi chiediamo che ci sia una presa di posizione chiara, perché non è da un mese che l'amministrazione comunale sa di questa richiesta e quindi non capiamo questo temporeggiamento. Ancora una volta manca la concertazione fra l'amministrazione di Elena Pavan e i cittadini, dato che dalle carte emerge il fatto che il municipio si sapesse già da molto tempo di questo percorso, mentre al quartiere la notizia è stata data solo di recente. Manca un processo partecipativo che non c'è assolutamente la volontà di condividerlo con i cittadini, se non quando si è costretti perché c'è movimento. I pareri tecnici possono infatti definire le possibilità di un'area, ma la scelta politica spetta al territorio, alla città e il rischio più pesante è che il più grande intervento urbanistico di Bassano possa passare dalla carta al cemento, travolgendo ogni strumento, ogni progettazione. L'idea di affrontare questo percorso con una normativa agevolata che va in deroga rispetto alla pianificazione comunale e senza nessuna discussione e coinvolgimento delle forze politiche, dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, è un'idea che non può essere accettata. Già, resta da capire quale sia la posizione dell'amministrazione comunale su questi progetti. I cittadini hanno detto la loro, il tempo che resta è davvero poco.